Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti cari amici, giochiamo oggi un'altra partita, lanciamo una sfida, adesso andiamo su Gioca online, giochiamo sempre una partita senza punti, magari una partita lampo e vediamo chi ci accetta, limite meno 400 più infinito, vediamo che avversario accetterà la nostra sfida. Ok, ora di nuovo qualsiasi giocatore in tutto il mondo su Chances.com potrà sfidarci. Ci hanno sfidato subito quale sarà la bandiera. Ok, ci hanno giocato i 4, giochiamo la difesa francese. Ok, di dov'è il nostro avversario? Bosnia-Herzegovina, chiedo scusa, non conoscevo la bandiera. Ok, 4 cavallo F3, giochiamo D5, vediamo cosa giocherà il nostro avversario. Cavallo C3, ok. A questo punto ci sono tante varianti, ho giocato i due cavalli, non ha approfittato per conquistare il centro, ci espandiamo un attimo, di 4, cavallo E2, a questo punto sosteniamo il centro e noi proveremo ad ottenere un vantaggio di spazio in questa apertura. Ora possiamo giocare cavallo C6, sempre per, ok, alfiere B5, a questo punto giocheremo alfiere D7, perché no? Se ci cattura prendiamo la coppia degli alfieri, va bene, a questo punto giochiamo alfiere di 6, ancora una volta perché no. Al cavallo in G3 che secondo me non è molto ben piazzato, potremmo provare a giocare un piano ambizioso con H5 anche se tale piano è rischioso, però perché non provare? Proviamo a giocare H5 e vedere cosa fa. È una scelta strana, ma secondo la nuova moda di Alfa 0, no? Da quando Alfa 0 è stato inventato questi piani si giocano più spesso, soprattutto appunto se magari è un cavallo in G3, no? Perché se gioca H5 magari potremmo approfittare, no, di questa della casella in G4 in qualche modo, magari non subito ma in un certo momento. È interessante vedere cosa farà dopo H5. Certo, ok, ha giocato E5 che è giocabile anche se comporta un leggero indebolimento magari di qualche casella di questa diagonale, che ha giocato alfiere 4, adesso forse potremmo anche continuare a giocare cavallo H6 e cavallo F5, no? Anche questo potrebbe non essere male. Proviamo a giocare semplicemente cavallo H6 per poi giocare cavallo F5. Un po' strano tutto ciò che stiamo facendo, però è divertente. H3, ok, cavallo F5, che non abbiamo ancora deciso se arroccare corto o lungo. Potremmo anche arroccare lungo e poi tirargli tutto addosso, G5 e G4, magari prima che arrocchiamo lungo. Ok, alfiere G5, va bene. A questo punto se giocassimo F6, sempre per poi continuare a lanciargli tutti i pedoni, proviamo a giocare F6, vediamo cosa ci gioca. Sto un po' trascurando lo sviluppo, ma la coppia degli alfieri. Poi magari voglio giocare donna D7, arrocco lungo, ripeto. Vediamo cosa gioca, 1 minuto e 35 secondi e per G per. Ora potrebbe esserci la colonna G aperta in un futuro che potrebbe essere sfruttabile. Va bene, cosa giochiamo ora? Ora giochiamo B6 che non si sa mai, difendiamo la catena di pedoni. Sì, un po' rischioso questo approccio, però dovrebbe essere... Oh, avevo forse cavallo per A4 e F5. Non lo so se era possibile. Va bene, qua prendiamo la coppia degli alfieri adesso. Va bene, a questo punto giochiamo donna D5, so che è un approccio sempre molto rischioso, però magari abbiamo delle idee con F5 e puoi dare matto. Se gioca cavallo G6 giochiamo torre G8 con delle idee, su cavallo G6 anche torre H7 e la situazione è molto interessante, sempre critica. Ora torre G8, dopodiché potrebbe giocare cavallo F4, ma sì, giochiamo torre G8, male non potrà essere. Su cavallo per re per abbiamo la colonna G aperta, re per, abbiamo la colonna G, ripeto, poi potrebbe arrivare un F5, e ora per esempio giochiamo F5, ora il cavallo dovrà ritirarsi, non so bene dove, magari in D2, il cavallo potrebbe voler andare in D2, sì, so che è posizione un po' rischiosa, va bene, a questo punto prendiamo, il cavallo rimane in presa, a questo punto diamo uno scacco, ok, a questo punto torre G6 per portare la torre in gioco. Il nostro re è al centro, ma abbiamo comunque un attacco molto, molto interessante secondo me. Il mio modo di vedere, ok, torre G8.
La partita è molto complessa, no? Il re in pericolo. Ok, a questo punto l'avversario ha giocato in questo modo. Giochiamo, non so, spostiamo il re, no? Per evitare sorprese, magari il re lo portiamo proprio molto lontano, no? Ok, ora ha cambiato, a questo punto c'è una piccola inchiodatura e quindi guadagniamo un pedone, perché se cattura prendiamo in G1, ora dovremmo già avere un vantaggio, no? Perché un pedone è un pedone. Sì, l'alfiere faceva pressione sulla diagonale, abbiamo giocato in un modo un po' strano, poco ortodosso, il re è rimasto al centro, ma l'alfiere, la diagonale, a volte si può giocare in modo così creativo anche. Ora stiamo avendo un vantaggio di tempo abbandonato, che l'avversario ha abbandonato subito, pensavo avesse continuato di più. Andiamo a vedere un attimo un'analisi per vedere, c'è un errore, 0 errori gravi, 0 vittorie mancate, ci dice. Vediamo adesso l'analisi, no? Non so se analisi o revisione, proviamo a fare l'analisi. Ok, che si apre in un'altra finestra. Ok, vediamo un po'. Allora, 4 e 6, cavallo F3 di 5, che è uguale di 4, la mossa più normale è cavallo F6, ho voluto provare questa mossa. C5 normale, cavallo G3, la principale era C3 per quanto io mi ricordassi, che cavallo C6, che penso che non sia male, alfiere B5, ecco, per esempio qua il motore dice cavallo E7 come principale, alfiere D7 poi quello che ho fatto io, come terza mossa H5, quindi H5 è una tra le prime mosse, cavallo E7 era la prima, che è alfiere D7, alfiere per D3, e a questo punto alfiere D6 va bene, arrocco, adesso vediamo il momento della verità. Ok, il motore preferisce cavallo E7 con vantaggio, questa è la mossa standard, no? Da fare magari in una partita normale, c'è la mossa più solida, no? Poi magari F6 e 5 prendere spazio, attaccare anche nell'ala di donna, però volevo provare quest'idea che è comunque una delle prime mosse, al motore non dispiace, per prendere spazio. Vediamo se ho avuto svantaggio decisivo in alcuni momenti. E5, perché forse ho giocato in modo troppo azzardato, alfiere. Ecco qua il motore preferisce alfiere C7 per mantenere la pressione contro questo pedone, interessante. Se gioca cavallo E4 continuare comunque con questo piano, poi cavallo E7, F5, cavallo G6, sì, interessante, arroccare lungo e c'è anche la pressione dell'alfiere in sì, non me lo cambia, giusto, E5 sotto attacco e ho la coppia degli alfieri che insieme lavorano benissimo. Alfiere E7, non so se questo è stato l'errore, sì, probabilmente alfiere E7, cioè non è che sia male, ma è più debole rispetto ad alfiere C7, pensate. Cavallo E4, che qua ho giocato cavallo H6, normale, H3, a questo punto ho giocato cavallo F5, che è giocabile, motore piace anche subito F5, iniziare subito il pawn storm, o donna D7 per arroccare lungo, però ok, cavallo F5, alfiere G5, ecco qua potevo anche cambiare, ma F6 anche la da giocabile, presa, alfiere H4, ecco adesso sì, probabilmente un'idea poteva essere cavallo per F5, questa l'ho pensata subito dopo aver mosso, e dopo cavallo G6, ora mi attacca la torre, sposto la torre, hai due cavalli sotto attacco, quindi cattura in E7, ecco in questa posizione mi anticipo un po' la partita, no? Anziché avere il re al centro a rocco lungo, forse una versione un po' migliore, c'è sempre pressione su G2. Questo forse era un modo di giocare ancora più incisivo. Io ho giocato B6 perché era una mossa per vedere un po' le sue intenzioni, guadagnare tempo, ho giocato donna E2, a questo punto ho catturato, ho giocato donna D5, non so se la mossa migliore, ma è giocabile. Ecco, a questo punto cavallo G6, io ho giocato torre G8, torre H6 anche era possibile. Ecco, a me dava fastidio cavallo F4 qua con attacco doppio, che per fortuna che non l'ha fatta, però ho pensato che anche se mi fa questo attacco doppio, per esempio se anche prende in H5, poi un compenso eccezionale perché ho due alfieri, posso attaccare, c'è un attacco raggi X e nero veramente sempre preferibile. Comunque ok, lui ha giocato cavallo per E7, re persi, ora devo stare meglio, F3, F5, non so se è la migliore, ma ecco, ora penso che avrei dovuto giocare cavallo D2, cavallo F2 perde per lo stesso motivo della partita. E lui ha giocato C4, però adesso devo stare meglio perché si è creato la debolezza in D3, no? Re H1, ora ho tante idee, anche torre D8, però torre G6, il motore dà chiaro vantaggio al nero, e torre E1, torre G8, mossa normale, mi raddoppio sulla colonna, ho giocato torre G1, ecco, a questo punto
Ecco, il motore preferisce addirittura re di 8, B5, ma ecco che dà anche re di 7. Sì, perché devo togliere il re, no, dalla zona critica, magari proprio vado via, mi nascondo. Oppure è vero anche questo piano che dice per spostare il cavallo mettere l'alfiere in D5, ma questa è una mossa che indebolisce di più, che non è chiaro come progredire, ma lui è molto passivo, no? Quindi io miglioro la mia posizione lentamente, poi quando il 6 non è più debole magari provo a creare degli attacchi, no? Non ora, perché prima devo pensare come difendere il 6, mosse d'attesa, magari metto proprio il re lontano, no? E con lui comunque qua ha sbagliato, donna e 5, qua dopo donna per, alfiere per, gli collassa la posizione, lui è abbandonato perché c'è l'inchiodatura, catturo in giù e poi do anche matto, e se dopo alfiere per F3 gioca qualsiasi altra mossa, io pensavo di prendere in G2 e si dovrebbe vincere, no? Per esempio, se non può difendere G2 un'altra volta, sposta la torre, posso giocare anche torre per G2, poi questa batteria, no? Crea degli attacchi incredibili, per esempio se prendi in E6 posso giocare scacco doppio, re H2, torre G8 e matto. Partita secondo me interessante, spero vi sia piaciuta e spero di giocare altre partite a breve. Alla prossima!